Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Siamo subito pronti con tanta energia nel commentare una nuova partita insieme. La partita in questione è una partita tratta dal campionato sovietico, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa, 1957. Non so quanti di voi eravate già nati, comunque partita storica, e vedere le partite del passato, soprattutto dei campioni del passato, vi assicuro che è qualcosa di fondamentale, soprattutto per acquisire delle idee che, se pensate ai loro tempi, chiaramente non c'era tanta informazione, non c'erano i computer, non c'erano i software, le statistiche e così via. La partita che vi propongo è una partita di Mikhail Tal, giocatore fortissimo e conosciuto per il suo gioco creativo, il gioco tattico, dinamico, che cercava sempre contro il suo avversario, che si chiama Bukhuti Gurgenidze. Quindi Mikhail Tal contro il grande maestro Gurgenidze, anche lui famoso. Dal punto di vista teorico ci sono delle varianti che esistono, soprattutto nell'apertura moderna, che hanno proprio il suo nome, variante Gurgenidze. Il bianco Gurgenidze gioca D4, cavallo F6, dunque C4 sulla scacchiera e C5. C5 a prima vista è una mossa che può già sorprendere, già fa capire le intenzioni che cerca il nero. Il nero vuole cercare di giocare fuori dagli schemi, vuole cercare di impostare un gioco creativo, e chiaramente questo attacco del pedone che dal lato attacca, dà fastidio al pedone centrale, inizia a impostare uno schema che potrebbe essere o il sistema Benko attraverso la successiva B5, oppure un'impostazione stile apertura Benoni, che è l'impostazione che vedremo in questa partita. E6 attacca il pedone centrale, cavallo C3 è lì pronto a difendere. Dopo il cambio il bianco riprende di pedone e il nero continua con D6. Vi assicuro che non è assolutamente facile giocare all'apertura Benoni, semplicemente perché il bianco dopo poche mosse si ritrova con un pedone che qui in D5 sembra essere molto forte nella metà scacchiera avversaria, difficilmente attaccabile, difficilmente, anzi è impossibile per il nero rimuovere quel pedone con un proprio pedone, e quindi questo qui in teoria, anzi in pratica, è senz'altro un piccolo vantaggio che si genera dopo l'apertura. Quindi dal mio punto di vista è molto difficile giocare all'apertura Benoni, e il nero, per saper giocare all'apertura Benoni, deve creare delle complicazioni, un compenso tattico dinamico. Chiaramente Tal, il grande maestro per eccellenza del gioco creativo, imposta la sua apertura in questo modo e inizia la sua strategia così. Diamo fastidio al pedone centrale, che in questo momento è attaccato 2 volte, e chiaramente una mossa come alfiere D3 difende, però quell'alfiere l'abbiamo già mosso, e allora il piano tipico del bianco è spostare il cavallo in D2, perché D2 diventa casa di passaggio per attaccare la debolezza avversaria, ossia quel pedone che lì in D6 è sicuramente un pedone arretrato, sicuramente una debolezza. Cavalla 6 sulla scacchiera. Che brutta questa mossa. Quanti di voi direbbero: beh, lo catturo, gli ho rovinato i pedoni, vincerò il finale. Se questa è l'affermazione che qualcuno di voi ha pensato, o se questa magari è una strategia che pensate sia molto facile per il bianco, vi smentisco subito, perché è vero che abbiamo i pedoni doppiati, però può darsi che il bianco in finale non arriverà. L'apertura della colonna B permette al nero di giocare mosse facili, torre B8 con l'idea torre B5, o comunque sia la pressione su B2 esiste ed è molto facile da realizzare. Tra l'altro questi pedoni è vero che sono brutti, però abbiamo preso un alfiere di case bianche a cambio, e dunque anche l'idea di giocare A5 per lasciare la casa all'alfiere A6 vorrebbe dire conquistare la casa D3, che è una casa debole, non più difendibile dai pedoni del bianco, e quindi se io da nero piazzo un alfiere in D3, magari lo sostengo con C4, avrò creato quello che si chiama avamposto, e vi assicuro che i pedoni doppiati che ha tenuto il bianco probabilmente non ci fa assolutamente nulla. Dunque, dopo torre 1, cavallo A6, o meglio, dopo cavallo A6, torre 1 per il bianco, quindi cavallo C7, e l'intenzione del bianco, del nero, è preparare la spinta in B5. A4 sulla scacchiera. E adesso il giocatore amatoriale dice: ok, io ho visto sempre nei libri, nei video, i consigli che mi danno: quando giocano a 4 io gioco subito a 6, così sono pronto a giocare B5. Corretto? No, sbagliato, perché in queste posizioni, se il bianco dopo A4 si trova di fronte a 6, il bianco continua con A5 e vi blocca assolutamente la posizione lato di donna.
Quindi l'unico modo per progredire, per cercare di fare B5, è questa sequenza: giocare prima B6, donna C2, A6, torre B8 e dunque B5, in quel caso ci riusciamo. Quando la donna si allontana difendendo il pedone C4, il pedone E4, il nero decide di attaccare con cavallo G4. E chiaramente è un cavallo che va lì in avanti da solo, è un cavallo che va all'avventura, lo portiamo nella metà scacchiera avversaria, ma sembrerebbe che non abbia assolutamente alcun futuro. Ovviamente se il mio avversario, se il bianco gioca F3 per mandarlo via, alfiere D4, e questa sì che crea tanti problemi. Immaginate Rf1, cavallo per H2, ci diamo la mano, la partita si conclude, scacco matto sulla scacchiera, la posizione è assolutamente vinta in modo creativo da parte del nero. E allora, per evitare questo attacco sulle case nere, il ragionamento del bianco è il seguente: gioco H3, lo mando via e poi poco a poco imposterò il mio piano. Però il nero, che è un giocatore creativo, il cavallo in F2 lo gioca lo stesso. E vediamo un po' cosa accade, perché re per F2, adescamento, questo è un sacrificio che adesca il re bianco in una posizione un po' più esposta. Scacco in H4, il re si sposta in F1 e dopo alfiere D4 arrivano i primi problemi. La prima minaccia di matto, donna F2 sarebbe scacco matto. Come possiamo difendere? Non sembra facile. Sembra che effettivamente questa casa non riusciamo a controllarla, se non fosse che il cavallo ripiega indietro, difende F2 e allora il nero è pronto a giocare una mossa creativa. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Se vediamo delle partite di TAL, allora a quel punto vi dico, ok, possiamo metterci comodi, prendere i popcorn come se fossimo al cinema, perché saranno sempre partite spettacolari. E questa cattura di donna crea un tema tattico di scaccomatto che prende il nome di scaccomatto di Boden, ossia i due alfieri che lì in medio gioco si coordinano insieme per attaccare il re bianco. La partita prosegue, quindi dopo donna per H3 non possiamo catturare, questa donna è inattaccabile, incatturabile, e allora alfiere F3 difende tutto. Donna H2, vogliamo attaccare sulle case nere, quindi siamo pronti, o meglio, piuttosto che donna F2, a giocare un donna G1 che potrebbe creare problemi. Facciamo anche molta attenzione perché da lontano c'è lui che ancora vuole essere protagonista, quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare, quell'alfiere vuole diventare protagonista. Cavallo 3 per il bianco, F5, il nero ha comunque sia catturato due pedoni, che vorrebbe dire dal punto di vista pratico e che c'è compenso. Ricordate sempre che due pedoni per un pezzo leggero con iniziativa va bene, non dobbiamo calcolare troppo. F5, mettiamo a nudo subito le debolezze del bianco. Questo cavallo in E3 è frutto, o meglio è succube, di questa coordinazione dei pezzi neri. Cavallo C4 difende il cavallo, catturo, cerco di aprire il centro e a questo punto alfiere 6, mossa interessante perché mette sotto pressione i due cavalli. In altri video, per chi mi conosce, per chi ha già visto video qui su Mattoscacco, tante volte ho detto: ricordate che i cavalli che si difendono tra loro non sono così forti, in realtà si tolgono spazio, ed effettivamente è così. Quindi alfiere F3 sulla scacchiera, come vedete questo contatto dei due cavalli non permette a nessuno dei due equini di spostarsi. La partita prosegue. Torre 5 sulla scacchiera. Il cavallo è inchiodato, quindi questa torre può, spaziare, può giocare come vuole lungo la traversa perché nessuno è in grado di mandarla via. Raddoppio delle torri, due torri fortissime, pronti a sacrificare, ad attaccare sul punto E3, alfiere D2 difende e adesso cavallo per D5. Ci sono tantissimi temi di sovraccarico perché questo cavallo lo possiamo considerare inchiodato perché quando lui si sposta arriverà il matto con donna G1. E allora su alfiere per D5, che sarebbe scacco, anche qui torre per D5 manterrebbe esattamente la stessa idea alla quale aggiungeremo un torre F5 che darà matto. La partita continua, dopo torre per D5, re 2, proviamo a fuggire, alfiere per E3, giocata, e dopo alfiere per E3 la partita si è conclusa in questo modo. Torre per E3, alfiere per C4, qui ci sono temi di pressione, alfiere per C4 da scacco,
e quando il bianco magari cattura, il nero la chiude in questo modo. Donna per C2 scacco, il re è costretto ad andare indietro e a quel punto il matto a seguire. Partita spettacolare da parte di Mikhail Tal, che vince in bello stile contro il fortissimo Bukuti Gurgonidze. D4 per il bianco, la rivediamo rapidamente cercando di fissare insieme le idee più importanti. Dunque apertura Benoni, dove il nero cerca di impostare un gioco sulle case scure, pressione al centro, il cavallo torna indietro, siamo contenti da nero e cavallo a 6 è un dettaglio molto importante. Se non abbiamo esperienza su questa partita, la tentazione di catturare il cavallo in A6 è forte, però non è sicuramente corretto. Donna C2, cavallo G4, su H3, mossa spontanea, il tipico sacrificio in F2 che inizia ad adescare il re bianco verso zone molto pericolose. Donna H4, re si sposta, prima minaccia di matto, in difesa. Donna per H3, seconda minaccia di matto, e quando l'alfiere va in F3, Donna H2 crea nuovamente dei problemi. La partita è continuata, Tal prende iniziativa, non la molla, e adesso dopo F5 crolla tutto. Crolla tutto anche per quel tema di cui parlavo prima, quindi due alfieri, gli alfieri sono forti, coppia degli alfieri che punta il re avversario, coppia di cavalli che si toglie spazio a vicenda. Alfiere F3 sulla scacchiera, torre 5 pronti per il raddoppio, dopo cavallo per D5, la chiusura finale con torre per D5. Lui si sposta, è il momento di fuggire con il proprio re, ma dopo alfiere per E3 si va verso questa trappola che poi porta al matto. Partita impeccabile, bellissima da parte di Tal, spero che vi sia piaciuta, ci vediamo sempre qui su Matto Scacco, a presto.